Ci sono delle date che si ricordano più facilmente di altre, tanto ci hanno segnato. Per me e per molti riluttanti alla vaccinazione, la prima è quella del 12 luglio 2021. In Francia siamo rimasti interdetti ascoltando il Presidente della Repubblica elencare tutte le restrizioni che sarebbero state applicate ai non vaccinati. Ci era persino vietato andare a fare la spesa negli ipermercati. Rendetevene conto. I professionisti della salute sarebbero stati sospesi, cioè privati del loro stipendio, privati dei loro mezzi di sussistenza, quindi in un certo senso uccisi. Siamo rimasti ancora più scioccati quando il fratello Samuel Heard del corpo direttivo ha affermato che i testimoni di Geova non hanno alcun motivo, nessun motivo per rifiutare la vaccinazione per ragioni religiose e che il 98% dei membri di Bethel negli Stati Uniti era vaccinato. Solo la percentuale del 98% è una confessione che non c'era più libertà. Quando in un paese il presidente ottiene un tale risultato alle elezioni è sicuramente una dittatura, non è vero? A proposito, a Warwick nel 2021 c'erano 800 beteliti. Il 2% di non vaccinati rappresentava quindi 16 persone. Gli 8 membri del corpo direttivo dell'epoca, essendo tutti sposati, rappresentavano con le loro mogli anch'essi 16 persone. È una coincidenza? Lo chiedo soltanto perché è risaputo che il presidente della Francia non è mai stato vaccinato. L'altra data che ci vorrà molto tempo prima che io possa dimenticare è il 19 dicembre 2022, giorno in cui gli anziani hanno ricevuto una lettera tramite la messaggistica di JW.org che li informava che gli anziani e i pionieri non vaccinati sarebbero stati esclusi dalla formazione. Un fratello del Sud America, che è stato anziano per 20 anni, ha scritto questo libro, I peccati commessi durante la pandemia di Covid-19. Si tratta di una lettera aperta che ha indirizzato al corpo direttivo. È stata pubblicata a settembre 2024. Consiglio davvero a ogni testimone di Geova, praticante o non praticante, a ogni ex testimone di Geova, a tutti coloro che ruotano intorno ai testimoni di Geova, di leggere questo libro, di procurarselo in formato cartaceo e di conservarlo nella propria biblioteca. È un libro destinato a lasciare il segno. Descrive in modo molto fedele gli eventi che si sono svolti tra il 2021 e il 2024 tra i testimoni di Geova e mette in evidenza tutti i principi cristiani che sono stati trasgrediti. Ho tradotto questo libro in francese e l'ho pubblicato su Amazon e Apple. Attualmente esiste in spagnolo, inglese, tedesco, croato e francese. Una versione in lingala uscirà presto. La versione elettronica è gratuita e disponibile sul sito effettiindesiderati.gw.fr. Questo sito permette a tutti coloro che hanno effetti indesiderati dalla vaccinazione di massa di testimoniare. La versione cartacea costa solo 11 euro, il prezzo della stampa. Testimoni da tutto il mondo si sono mobilitati per tradurlo. Potete offrire il vostro aiuto tramite lo stesso sito web. Colgo l'occasione per ringraziare l'autore, così come tutti i traduttori e i revisori. Il libro è già stato inviato al corpo direttivo a settembre 2024 a 17 filiali in tutto il mondo e personalmente al fratello Anthony Morris. Se desiderate spedirlo in formato cartaceo a qualcun altro, vi preghiamo di seguire le indicazioni presenti sul sito web. Quindi me ne servirò per spiegarvi i peccati che i membri del corpo direttivo hanno commesso. Il suo autore, Luca 17,10, cita innanzitutto la torre di guardia del 15 settembre 2015. Né una filiale né gli anziani di una congregazione hanno l'autorità di dettare a un testimone quale decisione prendere riguardo all'assistenza medica. Chi non è d'accordo con questo? Tutti sono d'accordo. Del resto questo è stato confermato nell'aprile 2021 da una lettera che il corpo direttivo ha inviato alle congregazioni di tutto il mondo. Allora, vi ricordo, aprile 2021, la campagna di vaccinazione di massa è iniziata a dicembre 2020. Questa lettera dice così: vaccinarsi è una decisione personale. Di conseguenza, l'amore cristiano consiste nel rispettare la decisione che ognuno prende sulla base della propria coscienza, istruita dalla Bibbia, e nel non costringere nessuno a fare la stessa cosa che facciamo noi. Incredibile se si conosce quello che è successo dopo.
Così, fino ad aprile 2021, la coscienza di ogni testimone di Geova veniva rispettata. I testimoni che erano obiettori di coscienza alla vaccinazione, come me, non avevano nulla da temere. E tra l'altro tutti si rispettavano a vicenda. Alcuni, non pochi, erano stati i primi a vaccinarsi, anche a costo di passare davanti agli altri. E gli obiettori di coscienza alla vaccinazione si esprimevano liberamente dicendo che non avrebbero corso il rischio di vaccinarsi. Le assemblee dei testimoni di Geova vivevano in pace in questo ambito. Vorrei aprire una parentesi per dire che i non vaccinati, chiamati in modo dispregiativo anche Novax, non impediscono a nessuno di vaccinarsi. Chiedono semplicemente la libertà di cura, la libertà di curarsi come meglio credono. Mentre la vaccinazione a mRNA è vietata in diversi stati degli Stati Uniti, i non vaccinati non c'entrano nulla. Loro infatti sono soprattutto legati alla libertà vaccinale. A partire da luglio 2021 i membri del corpo direttivo si sono alternati per influenzare gradualmente tutti i testimoni di Geova del mondo affinché si facessero iniettare il vaccino. La coscienza cristiana era scomparsa. Dovevamo essere schiavi buoni a nulla e dovevamo obbedire, punto e basta. Bisogna riconoscere ai membri del corpo direttivo una grandissima abilità nel manipolare le masse, con delicatezza, proprio come quando si stringe poco a poco una morsa su un pezzo fino a romperlo. Sembra addirittura che tutto ciò sia stato preparato da tempo, poiché in quel momento ogni testimone di Geova si è ricordato delle parole contenute nella torre di guardia del 2013 che diceva: «In quel momento la torre di guardia parla di un momento nel futuro. Le direttive vitali che riceverete dall'organizzazione di Geova potrebbero non sembrarvi sensate dal punto di vista umano, ma dovremo tutti essere disposti a obbedire a qualsiasi istruzione riceveremo, che ci sembri o meno razionale dal punto di vista strategico o umano». Allora ricordo molto bene che queste parole sono state ripetute 2 o 3 volte in un periodo di 5 anni e mi ero detto, quando le avevo sentite: se mai il corpo direttivo ti chiederà qualcosa che va contro la tua coscienza e che metterebbe a rischio la tua vita, dovrai disobbedire. Era dunque arrivato il momento. E allora mi sono ricordato l'evento più significativo della mia vita, il rifiuto di svolgere il servizio militare per non uccidere il mio prossimo. E qui, quindi, non rischiavo di prendere una decisione che avrebbe messo in pericolo la mia vita o quella del mio prossimo, anche se questa volta l'arma era diversa. La domanda che tutti i testimoni di Geova si sono allora posti è stata: ma cosa può aver spinto il corpo direttivo a cambiare completamente punto di vista e a prendere misure anticristiane? Tornerò su questo nel prossimo episodio. Ma per il momento parliamo dei peccati commessi. Il corpo direttivo ha evidentemente anteposto l'obbedienza al governo alla coscienza cristiana, trasgredendo le proprie parole e quelle di Gesù. E cito dal libro I peccati commessi durante la pandemia di Covid-19: se l'autorità richiede qualcosa che va contro una coscienza cristiana ben istruita, essa supera i limiti che le sono stati dati da Dio. Quando Cesare esige ciò che appartiene a Dio, dobbiamo riconoscere che è la volontà di Dio a prevalere. In questo caso, per quanto riguarda la vaccinazione, molti governi nel mondo hanno adottato misure contrarie alle proprie costituzioni. Il corpo direttivo esercitava una tale manipolazione che ho visto poco a poco i miei fratelli riluttanti, persino molto riluttanti alla vaccinazione, cedere. C'era una tale pressione da parte del gruppo perché obbedire al corpo direttivo per un testimone di Geova medio equivale a obbedire a Dio. Non c'è alcuna differenza. Alcuni chiamano persino l'organizzazione dei testimoni di Geova nostra madre. Quindi, se tua madre ti dice di vaccinarti, non c'è nessuna domanda da porsi. Alcuni diranno sì, ma il corpo direttivo ha sempre detto vaccinatevi se possibile. Ed è assolutamente vero. Nel dicembre 2021, cioè un anno dopo l'inizio della campagna vaccinale, ho scritto la mia seconda lettera al corpo direttivo per chiedere loro di smettere di costringerci a vaccinarci. E se lo dicevo è perché davvero lo sentivo e lo percepivo anche intorno a me. La sua risposta mostrava chiaramente che ci stavano manipolando. Del resto, vi invito a leggere la mia testimonianza sul sito Effet Indesirable Jet Le Bout FR.
A pagina 7 ho inserito tutte le lettere, tutta la corrispondenza che ho inviato e ricevuto con il corpo direttivo e con la filiale di Francia. Il corpo direttivo è arrivato perfino a considerare esemplari alcune sorelle della Bulgaria che hanno accettato il lavoro di donne licenziate perché non vaccinate. Nessuna empatia per queste povere donne che si sono ritrovate da un giorno all'altro senza alcuna risorsa. Era una sorta di lasciapassare concesso a chiunque per opprimere i non vaccinati e attribuire loro tutti i difetti del mondo. Quindi si può davvero dire che i membri del corpo direttivo dell'epoca hanno tutti partecipato a questa violazione della coscienza. Del resto, tutti coloro che si sono associati e hanno fatto pressione sugli altri affinché si vaccinassero sono complici di questa violazione della coscienza. È una cosa molto grave. Un altro peccato commesso è l'estorsione del consenso. L'estorsione del consenso può essere intesa come una situazione in cui una persona è costretta a dare il proprio assenso a qualcosa a cui altrimenti non avrebbe acconsentito liberamente. Posso citare un primo esempio. Un fratello nella mia stessa situazione, mai vaccinato dalla nascita, contrario a tutti i vaccini, che non ha fatto vaccinare nemmeno i propri figli, sapendo che il vaccino anti-Covid poteva essere mortale, non avendo mai contratto il Covid e sapendo che si trattava di un'operazione psicologica, ha ceduto dopo 6 mesi di interventi da parte del Collegio Centrale. Si è fatto vaccinare, lui e la sua famiglia, solo per obbedire al rappresentante di Dio sulla terra, gli stessi che osano dire non siamo né ispirati né infallibili. Riuscite a immaginare che furto di fiducia? Un secondo testimone di Geova che conosco non voleva vaccinarsi e ha aspettato ancora e ancora. Tutta la sua famiglia era testimone di Geova e faceva pressione su di lui. Alla fine ha ceduto nell'aprile 2022. 2 ore dopo la prima dose aveva gli occhi iniettati di sangue. Nei giorni successivi aveva dolori ovunque. Per un anno ha vissuto un inferno fino a non riuscire più a parlare. Il suo medico gli ha detto di non fare una seconda dose, ma i suoi familiari testimoni di Geova lo hanno spinto a fare altre dosi solo per obbedire a Geova. È un po' come se gli dicessero: ti sei vaccinato, sei quasi morto, ma vaccinati di nuovo e vedrai, Geova ti benedirà. Una sorella pioniera, che voleva sempre essere d'esempio, era molto restia al vaccino. Sapeva che se lo avesse accettato rischiava di ammalarsi di nuovo e di morire. Ha pregato ancora e ancora per seguire la guida di Geova, tanto che ha persino preso appuntamento per vaccinarsi. Quando è arrivato il momento, non è stata fisicamente in grado di muoversi, tanto era contro la sua natura. Sì, lo affermo a gran voce. Tutti i testimoni di Geova che hanno costretto i loro correligionari a vaccinarsi sono colpevoli di estorsione del consenso. Hanno peccato contro Dio. Tutti conoscono il quarto comandamento: non devi rubare. Ebbene, quando si ruba la coscienza, quando si ruba la fiducia di qualcun altro, si tratta dell'applicazione di questo comandamento. Il culmine di questa manipolazione è stato l'ultimo aggiornamento dato dal corpo direttivo nel gennaio 2022. Scopriamo una famiglia che non vuole vaccinarsi perché è andata su internet. Prega Geova, guarda solo il canale GW.org e, di conseguenza, prende la decisione giusta. E quando si guarda e si riguarda questo estratto, in nessun momento lei dice che si farà vaccinare, ma tutti l'hanno capito. Non c'è stato un solo testimone di Geova che abbia capito il contrario. Eppure non lo dice mai. E il corpo direttivo potrà sempre sostenere davanti a un tribunale di non aver mai detto esplicitamente che bisognava vaccinarsi. Allora, come chiamereste una persona che riesce a ottenere ciò che vuole facendo attenzione a non infrangere la legge? Ho posto questa domanda all'intelligenza artificiale Grok. Ecco cosa ha risposto. Si potrebbe chiamare una persona del genere un fine stratega, oppure qualcuno di spezzato. Se si vuole essere un po' più specifici e figurativi, si potrebbe dire che cammina sul filo del rasoio o che è abile ad aggirare le regole senza infrangerle apertamente. Un termine come giurisprudente potrebbe andare bene in un registro più formale, ma con una sfumatura di ironia se sfrutta le sottigliezze della legge a proprio vantaggio. Tutto dipende dal tono che vuoi dare. Poiché ho dei dubbi sull'intenzione del Collegio Centrale, ho risposto così all'intelligenza artificiale. L'intenzione è di far vaccinare le persone contro la loro volontà. Ecco la sua risposta. Se l'intenzione è di far vaccinare le persone contro il loro consenso pur restando nei limiti della legge,
diventa un esercizio di equilibrismo morale e giuridico. In francese, si potrebbe definire una tale persona come un'abile manipolatrice o un architetto della persuasione, se utilizza strategie sottili per influenzare senza oltrepassare esplicitamente il confine del consenso. Un'espressione come giocare con le zone grigie potrebbe anche andare bene, suggerendo che sfrutta le ambiguità legali o etiche per raggiungere i propri scopi. In questo caso specifico, si potrebbe immaginare qualcuno che, ad esempio, mette in atto incentivi molto forti o campagne di pressione psicologica, pur evitando una coercizione diretta che sarebbe illegale. Rimane comunque un terreno scivoloso e il linguaggio usato per descriverlo rifletterebbe questa tensione. 1. Un atteggiamento del genere vi fa pensare all'avversario o piuttosto a un Dio pieno d'amore? Toccate a rispondere. Se dopo tutto questo pensate che il corpo direttivo non abbia commesso alcun peccato, siete liberi di farlo. C'è un altro peccato commesso dal corpo direttivo che ricade direttamente sotto la legge, la discriminazione nei confronti dei non vaccinati. Dopo gennaio 2022 non abbiamo più sentito parlare affatto di vaccinazione da parte del corpo direttivo. Va detto che ci avevano comunicato il numero dei decessi per Covid. Tra i testimoni di Geova ce n'erano proporzionalmente 4 volte di più rispetto al resto del mondo. Da allora, e ripetuto praticamente a ogni riunione, viene detto che bisogna ubbidire a Geova e alla sua organizzazione. Bisogna ubbidire a Geova e alla sua organizzazione. Un anziano della mia congregazione ha persino aggiunto: sono inseparabili. E infatti, i testimoni di Geova hanno dimostrato ancora più zelo nell'applicare le misure coercitive rispetto agli altri gruppi. L'uso della mascherina era obbligatorio fino a ottobre 2022, mentre ovunque altrove era stato abolito da almeno 6 mesi. Poi arrivò il 19 dicembre 2022. Tutti gli anziani del mondo hanno ricevuto questa lettera sulla loro messaggeria GW2org. Solo coloro che sono completamente vaccinati contro il Covid-19 potranno partecipare in presenza a un corso di scuola teocratica, con una menzione speciale per i coordinatori. Assicuratevi che tutti gli anziani della vostra congregazione che hanno previsto di partecipare al corso della scuola del Ministero del Regno siano completamente vaccinati. E questa misura è rimasta in vigore per un po' più di un anno, fino a marzo 2024, quando non c'era più alcun obbligo vaccinale nella società francese, né nel resto del mondo. Il corpo direttivo ha commesso un peccato inimmaginabile. È diventato parziale. Tutti i testimoni di Geova conoscevano queste parole contenute nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, versetti 34 e 35. Allora Pietro prese la parola, disse: «Ora comprendo davvero che Dio non è parziale». Quindi, dopo la morte di Gesù, i suoi discepoli hanno capito che non bisognava più fare parzialità come facevano i giudei. Del resto, i testimoni di Geova si vantano di non fare discriminazioni. Non c'è razzismo, tutti si vogliono bene e si rispettano. Eppure, mentre tutti avevano constatato che il vaccino non impediva né la trasmissione né la malattia, il corpo direttivo ha esercitato una pressione illegale sugli anziani e sui pionieri, che dovrebbero essere d'esempio per gli altri. E, esercitando questa pressione, esercitava indirettamente una pressione su tutti i testimoni di Geova del mondo, come se non si fossero vaccinati abbastanza. Tra l'altro, per la cronaca, una settimana dopo aver ricevuto questa lettera, un anziano della mia congregazione è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per una pancreatite acuta, uno degli effetti indesiderati dei vaccini anti-Covid. Aveva sicuramente obbedito a quella lettera completando il suo ciclo vaccinale e facendosi la terza o la quarta dose. Bisogna dire che, in generale, gli anziani erano ben consapevoli degli effetti indesiderati del vaccino e facevano solo lo stretto necessario per obbedire. Alcuni si limitavano a una sola dose, dicendo che, avendo già avuto il Covid, era sufficiente. Un responsabile di circoscrizione italiano ha persino avuto l'audacia di dire che si era vaccinato con un prodotto vaccinale, naturale, con un prodotto naturale, dato che il collegio centrale non aveva specificato con quale prodotto vaccinarsi. Potete ritrovare tutti questi aneddoti e molti altri leggendo le numerose testimonianze sul sito Effetti indesiderati GWPFR. Quando ho ricevuto questa lettera mostruosa, ho scritto alla filiale del mio paese per denunciare questo peccato, questa flagrante violazione della legge che ha necessariamente portato alla morte di diversi testimoni di Geova. Perché dico necessariamente?
Perché dall'inizio delle vaccinazioni contro il Covid c'è stata in media una morte ogni 1000 iniezioni. Il che significa che per 3 dosi c'è una morte ogni 300 vaccinati. Dato che circa il 10% dei testimoni di Geova sono anziani, quindi circa 800.000 anziani, ciò significa statisticamente più di 2.660 morti. E questo riguarda solo gli anziani. Per avere informazioni affidabili sulle statistiche degli effetti indesiderati, vi consiglio questo libro di Pierre Chaillot che è appena uscito in francese. Sicuramente troverete altri libri nel vostro paese se non vivete in Francia. La filiale dei Testimoni di Geova in Francia non mi ha risposto direttamente, ma ha preso provvedimenti per costringermi a dimettermi. I 10 anziani del mio collegio degli anziani si sono tutti dimostrati complici e mi hanno spinto a scrivere una lettera di dimissioni. Nessuno mi ha difeso, nessuno ha osato denunciare questo peccato e questa violazione della legge. Erano già tutti diventati dei robot. Dopo 25 anni di onorato e fedele servizio sono stato cacciato perché non ero vaccinato e denunciavo una discriminazione palese. La domanda che ogni anziano e persino ogni testimone di Geova, consapevole che i membri del corpo direttivo hanno commesso un grave peccato, deve porsi. Denuncio questo peccato o lo copro? E non si tratta di un peccato da poco. I peccati di cui ho parlato hanno portato alla morte di decine di migliaia di testimoni di Geova. Per concludere questo episodio, posso affermare che il corpo direttivo ha peccato contro Dio, violando la coscienza di milioni di testimoni di Geova e storcendo il consenso dei testimoni di Geova grazie a una grande padronanza dell'arte della manipolazione, discriminando le persone non vaccinate e chiedendo lo stato vaccinale delle persone, anche se si tratta di un'informazione strettamente confidenziale protetta dal segreto medico. Capite bene che questi peccati sono anche infrazioni flagranti della legge? Questo sarà l'argomento del nostro prossimo episodio. Parleremo, da una parte, della convocazione dei membri del corpo direttivo davanti a un comitato di disciplina religiosa, di come sentirsi liberi di parlare di questo argomento e di ciò che ognuno può fare con la giustizia del proprio paese per condannare queste infrazioni. Alla prossima settimana.